Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Un altro appuntamento in piazza San Giorgio a Rosolina Mare per la rassegna Un po' di orizzonti. Gianni Sparapan, docente e cultore della lingua veneta, è stato voce narrante assieme a Walter Sigolo con Bianca Maria Spalmotto alle fisarmoniche di un gustoso e a tratti esilarante spettacolo denominato Contando Storie. Aneddoti, storielle improvvisate e rigorosamente in lingua veneta, condite dalla verve istrionica del mattatore Gianni Sparapan. Un'altra caratteristica in difetto delle parole astratte è quella di ricorrere al mondo animale e femminile per dargli forza al discorso, come ho avuto prima. Se uno ha il raffreddore, dice che ha la gatta, se ha l'influenza è una pitona, se l'embriago duro è una simia. In questo caso, se il cacchio intera, dalla baia che ha già per una sgattà o una spattacà, sempre femminile, no? Ma che anche una parola veneta di oscura radice che le viene dita sia agli uomini sia anche per forza delle robe alle donne. Si tratta di mona. Per me viene dal toscano monna, come Monna Lisa, no? Perché tanti toscani alla fine del 200, inizio 300 vivono in Veneto, Verona in particolare, ma anche Padova e Venezia, no? E quindi monna sì, è una forma sincopata della parola Madonna, che vuol dire signora, signorina, quindi come Monna Lisa, ripeto. Solo che in Veneto noi non abbiamo parole con le doppie, quindi non diremo mai monna, ma solo mona. Ecco, allora solo questa parola riferisce al mondo femminile e riguarda una piccola parte del corpo della donna, casa meglio che la sta qua a precisare. Ma se viene riferita al maschile, è come se questa parola si slargasse a tutta la persona. Quello è mona, per dire che è tutto mona, dalla testa ai piedi. E così se la donna la l'uomo che sei, mona. Che se puoi insegnare ai putini la differenza tra verbo avere e verbo essere subito solo con questo esempio qua. Adesso è una parola che va bene subito per i maschi, ma a ben pensare che non tutti sono mona, un operaio, un eseo mona, un scarparo, un ferroviere, chi è il mona? È quello che ha pure la possibilità di studiare una volta, ma siccome che gli era senza caponara, non gli era buono un colpo, e ignonde che va in qualunque parte che ti omiti combina solo mani o disastri, insomma è un mona. Così tanto che ti viene voglia anche di mandarli mona. Anche in questo caso la lingua nostrana è una lingua gentile. Se per esempio uno di Roma e si intavanna con un altro e che dice ma va, ecco, un'espressione villana e rustegota che intavanna quello che assume sul tuo invito. Ma se un Veneto ti manda in mona, ogni su si un albero mai, sarà perché la destinazione è più comoda. Comunque il mona è simpatico, perché è sempre coerente con lui in tutti i momenti della giornata. Difatti, se lo paragoniamo con una persona cattiva, potremo vedere che quello che è cattivo non sempre si comporta da cattivo. Qualche volta cambia il comportamento perché si stufa, e ne sorprende, ma mona, è sempre mona, 24 ore su 24. Anche quando dorme, perché se fa i sogni da mona, ecco. E poi i mona è necessari, se no come fai i furbi a vivere alle spalle di mona? Eppure, adesso bisogna, oltre a cosa vuol dire under o over, se no non ti dici più sotto e sopra, bisogna che ti dici over o under. Ma in Inghilterra dici sotto o sopra, e devi per cosa bisogna dire under o over, scusa sa. Loro dici operatore turistico, no, e perché mi devo dire tour operator? In Inghilterra fanno delle leggi con parole italiane e noi perché dobbiamo fare la Jobs Act? Ma c'hanno il diritto del lavoro, legge sul lavoro, decreto sul lavoro, no Jobs Act. Allora è una forma di giudizianza. Beh, insomma, parlo qua, questa vecchia che ho a Strasburgo. Avevo mangiato la mia minestrina e mi sento un tenatore che è una vecchia che ha che mangia anche io. E attacca a parlarmi che non so cosa che dica. E dico che io di inglese non so niente, non so poche parole, no, speak English, e dico, mi è troppo ricchi anche a bocca. E allora, adesso dico, thank you, so, bye bye. I love you, lo so. E io non mi interessa. L'attacca ancora a parlarmi e anche da che flacca spuazzando mentre il teatro perché la pronuncia che aveva studenti in tutto, e il fe, e il fa,
è il think che per dirgli puito, che mette la lingua fra gli alberi, che mi blocca metà, a remoccia a tenere la scuderia alla distanza di questa vecchia. E per non parlare di Jan, adesso che dica che neanche sono lo gabavo. E ogni tanto, per dare soddisfazione, alzo il viso della mia scuderia e che dico, au, che vuol dire come? E ero stabilmente convinta che la capisce, l'attacca a dirmi un'altra volta, quello che mi ha appena detto. E dopo un tocco, senza nessun motivo, che dico, why? Perché? E allora sta vecchia attacca un'altra volta a parlare e spiegarmi perché e per come. E da a finire che non parlava un'ora, e ella parlava un'ora. E io ogni tanto la dire solo au o why. E so che avevo finito le mangiare che con tanta contentezza che non vedevo che aveva anche un biglietto da visita che aveva a Catania in Inghilterra. Beh, allora voi imparate che vuole così poco, no? Per farsi ben volere della gente. Basta solo imparare a dire perché o per come in tutte le lingue del mondo e poi passare chi dica che di sicuro si sarà soddisfatti della conversazione che ho avuto con altri.